Questa è un'azienda di famiglia che fu rilevata, acquistata da nostro bisnonno, dico nostro perché ho anche un fratello che si chiama Ferdinando, che è qui più presente di me solitamente, e fine anni 30. Da circa gli anni 60 poi incominciamo a produrre carne, quindi allevamento bovino, e le attività principali ad oggi sono queste. È un'azienda agricola e zootecnica, quindi allevamento di carne bovina e produzioni di cereali. Con l'ultimo bando siamo andati a ristrutturare i nostri stabili, quindi le stalle principalmente, perché crediamo che la qualità di un prodotto si ottiene attraverso anche il miglioramento delle infrastrutture, quindi noi seguiamo il protocollo del benessere animale e quindi abbiamo rifatto un tetto che era in Eternit e abbiamo applicato delle finestre frangivento e abbiamo applicato anche delle pale, dei ventilatori. I ventilatori servono sia durante i mesi caldi, molto caldi, per tenere al fresco un po' gli animali, sia durante i mesi freddi comunque, perché girando molto lentamente queste pale asciugano gli animali dall'alto, e per cercare di massimizzare la produzione abbattendo sia gli sprechi e i costi, e anche uno span di concime con guida satellitare.